Sappiamo che la leggenda di San Giorgio è molto importante in Catalogna, nella città di Lleida, che nella città si riempie di libri, di rose per tutte le strade e quindi abbiamo deciso di provare a raccontarvela in italiano. Anche in Italia abbiamo la stessa leggenda, si chiama San Giorgio il Drago e adesso andremo a vedere come viene raccontata ai bambini italiani. Il progetto della scuola prevede che noi che veniamo da altri paesi portiamo dei libri nelle nostre lingue, quindi oggi abbiamo il libro di San Giorgi in italiano. San Giorgio e il drago. In un paese lontano viveva un grosso drago che si annoiava moltissimo. L'unico suo passatempo era terrorizzare gli abitanti del villaggio vicino. Questi però, per paura di incontrarlo, stavano tutti chiusi in casa. Così non era più soltanto il drago ad annoiarsi, ma tutto il villaggio. Dalle finestre la gente cominciò a chiedere a gran voce: Re, liberaci dal drago! Quel fifone del re si nascose sotto il letto, finché non cominciò ad avere paura anche del popolo. Allora si affacciò e disse: Estrarremo a sorte un coraggioso che caccerà il drago. Quando vide il nome del sorteggiato, per poco non svenne. Si trattava della principessa, la sua unica figlia. Il giorno seguente, il drago stava sputacchiando fuoco quando sentì qualcuno chiamarlo. Sono venuta a chiederle di andarsene, Gli disse la principessa. Il drago sbuffò fumo dal naso e sbatacchiò la coda a terra per la felicità. Era da tempo che non terrorizzava qualcuno. Non intendo proprio cambiare grotta, anzi, tu resterai qui con me e io ti farò tremare dalla paura. Ringhiò con aria minacciosa. Le cose si sarebbero messe male per la figlia del re, se solo non fosse passato da quelle parti San Giorgio su un enorme cavallo bianco. Il cavaliere indossava una luccicante armatura e stringeva in mano una lunga spada. Come lo vide, il drago cominciò a tremare dallo spavento e corse a nascondersi dietro la principessa. Ora sai che cosa si prova ad avere paura, disse San Giorgio. Il drago, pentito, promise di diventare buono. Così la principessa lo portò con sé al villaggio. Quando gli abitanti li videro arrivare, uscirono tutti di casa e cominciarono a festeggiare. Il re Fifone andò in pensione, lasciando la corona alla figlia, e trascorse il resto dei suoi giorni a giocare a scacchi con il drago, che non si annoiò mai più.